Solo lo straordinario cammino del Santo Cese è riuscito a vanificare il campionato strepitoso di Cogoleto e Torriglia. Amarante e Biancazzurri sono gli uni di fronte agli altri al maggio di Cogoleto per la finale playoff della prima categoria, girone B. Si riparte dal 3-0 Ponentino e dal 5-1 Valigiano della regular season. Si parte dal terzo minuto dalla combinazione Garbarino-Rossi con l'ex Genova Calcio che invita al gol Scanu. Il numero 10 con questo rigore in movimento realizza il vantaggio lampo per la squadra di mister Mazzocchi. I padroni di casa accusano il colpo malmancino di Rampini dalla distanza e un'iniezione di fiducia perché poco dopo, al quarto d'ora, il centrocampo del Torino si addormenta e Guerrieri dalla sua posizione fulmina Matteo Bianchi con un sinistro chirurgico che vale il pareggio. È il numero 10 a sobbarcarsi la squadra sulle spalle e a metà frazione prova a sorprendere Bianchi su calcio di punizione. Attento l'estremo ospite nella deviazione in corner. Nel momento migliore del Cogoleto però l'inerzia cambia di nuovo perché dopo il lob alto di pochissimi centimetri di Garbarino alla mezz'ora un lancio di Pasqui innesca Federico Anselmi. Bomber di Via Isonzo controlla di testa, prende la mira e col sinistro realizza il nuovo sorpasso ospite nonché 22esimo centro in una stagione straordinaria per l'ex giocatore della Sestrese. Il vantaggio Torriglia affossa il Cogoleto e allora ancora Anselmi se ne va con una magia sulla sinistra, invita alla rete Matteo Rossi, in qualche modo se la cava la retroguardia di Cappanera. Anselmi e Rossi ancora loro con il velo del primo per la conclusione del secondo, strozzato il tiro del numero 9 e squadre che vanno a riposo sull'1-2 che qualificherebbe gli ospiti. La ripresa cala vistosamente di tonno Anselmi, liscia un invito a nozze di Matteo Rossi, il Cogoleto reclama per un abbraccio troppo affettuoso in area di rigori, un Rossi però doveva essere l'uomo del destino ed è Michele, quello del Cogoleto, che entra a 15 dal termine e al secondo minuto di recupero su un cross dalla destra di Lanzalaco prende l'ascensore, schiaccia il tasto supplementari e realizza il gol più importante della stagione degli Amaranto. 2-2 sul filo di lana e Torriglia che nei supplementari non ne ha più, è un fulmine a ciel sereno la girata sopraffina di Matteo Rossi al quarto del primo tempo supplementare, così come è fortunato Mancuso nel trovarsi il pallone tra le mani all'11° del secondo. Nel finale il Cogoleto potrebbe dilagare anche perché il Torriglia rimane in 10 per l'espulsione di Pasqui, ma prima Paini e poi Craviotto sprecano a tu per tu con Bianchi. Poco importa, un Cogoleto tutto cuore resiste, recupera 2 gol e passa al turno al termine di una partita a dir poco gagliarda. Appuntamento per mercoledì con la vincente del girone A.